Cape Canaveral il lancio della navetta Crew Dragon con 2 astronauti diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale. È la prima volta in 9 anni che una navicella con equipaggio viene lanciata verso la stazione dal suolo americano. I dati della Protezione Civile: in 11 regioni nessuna vittima, Lombardia unica con più di 10 morti. Scendono ancora a livello nazionale sia il numero di ricoveri sia il rapporto fra positivi e tamponi effettuati. Dal 3 giugno stop alla quarantena per chi viene da area Schengen e Gran Bretagna, missione di Di Maio in Germania, Grecia e Slovenia, non accettiamo blacklist, non siamo un lazzaretto. Gilet arancioni in piazza in diverse città, protesta contro il governo e negazionismo sul virus, identificati e multati, assembramenti senza precauzioni, la rabbia del sindaco di Milano Sala, irresponsabili. La protesta infiamma l'America, morti un agente e un 19enne a Detroit, colpito da spari provenienti da un SUV, manifestazioni in tutti gli Stati Uniti per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd. Contro la pandemia, Papa Francesco recita il rosario collegato in mondovisione con i luoghi di culto mariani e assieme a lui i rappresentanti dei lavoratori in prima linea nella battaglia contro il virus.